Presidente, un partito che cresce, oggi anche nuovissime adesioni da parte di Caricattì. Un partito che lavora e quindi un partito che cresce. Oggi importanti adesioni di peso, nel senso che pesa più di me dal punto di vista dei chili, il mio amico Mimmo, ma soprattutto un partito che vede un presidente del consiglio comunale, altri 2 consiglieri comunali, all'insegna di una scelta che è l'unica cosa che la Democrazia Cristiana può promettere oggi, che è la politica. Il nostro amico Mimmo e gli altri abbiamo promesso la politica, la partecipazione, la presenza, la scelta di voler difendere le cose che contano, la scelta di credere in alcuni valori che sono per noi irrinunciabili, la famiglia, la solidarietà, l'accoglienza, il lavoro, l'ambiente. Ecco, queste cose abbiamo promesso a loro, non è vero che non abbiamo promesso niente. E devo dire che queste cose loro sono venuti a chiederci perché si potesse insieme far crescere la nostra comunità, perché la Democrazia Cristiana è un partito, ma è innanzitutto una comunità che vuole affrontare e farsi carico dei bisogni della società e della gente e risolverli portandole dentro le istituzioni, perché siamo un partito delle istituzioni. È una giornata importante, per me particolarmente perché ho un grande rapporto di stima con il mio amico Mimmo, ma è importante per l'intera Democrazia Cristiana che accoglie nella sua comunità, facendola diventare sempre più grande, 3 grandi persone per bene. Un partito in crescita, abbiamo visto il risultato della festa di Ribera, ma il prossimo sabato ci sarà un altro appuntamento politico importante che è il vostro congresso provinciale. Un partito che cresce, perché lavoro, una grande festa all'insegna di temi tematici, ma non soltanto di temi tematici, una comunità ha il dovere di affrontare i temi ma ha il dovere di stare insieme divertendosi. La festa dell'amicizia è stato una grande kermesse di partecipazione, di riflessione, di ragionamenti, di sviluppo di temi, di grandi persone che hanno partecipato, ma i nostri dirigenti hanno avuto anche la capacità e la voglia di divertirsi insieme. Sabato prossimo il congresso provinciale della Democrazia Cristiana all'insegna della partecipazione e del voto. Il partito si sta ristrutturando, ho bisogno, e ringrazio l'amico Carmelo Pace, ringrazio il nuovo segretario regionale che si stanno prodigando insieme a me in questo che deve essere per me in Sicilia l'ultimo sforzo, quello di ricomporre i partiti nelle varie province, perché io possa dedicarmi a far sì che quello che abbiamo fatto in Sicilia si possa fare anche fuori dalla Sicilia, e abbiamo già dei grandi segnali, abbiamo già grandi adesioni in Sardegna, in Basilicata, in Calabria, nel Lazio, in Piemonte, dove andrò sabato e domenica a fare il congresso regionale. Sono fiducioso che l'idea democristiana, l'idea di Sturzo, l'idea di De Gasperi, pensata da Sturzo nel 1919, oggi possa tornare a camminare con le nostre gambe e a pensare con le nostre teste. Questa adesione alla DC cosa vuol dire da un punto di vista politico in una città importante come Caricattì? Un ritorno alla politica, un ritorno ad ascoltare la gente, a sentire i bisogni della gente e trasformare le idee in proposte. Questo è ciò che ci consente la Democrazia Cristiana, quello che noi vogliamo fare, e vogliamo far crescere la Democrazia Cristiana partendo proprio dall'ascolto della gente, l'ascolto delle persone, e tentare di risolvere insieme i problemi della gente e del territorio. Noi a Caricattì registriamo un'ulteriore importante adesione di 3 consiglieri comunali, lo facciamo perché, come diceva il Presidente Cuffaro poco fa, siamo un partito aperto, un partito che lavora costantemente al servizio delle proprie comunità. E abbiamo iniziato questo percorso già 2 anni fa e oggi ho l'orgoglio di poter dire che il partito a Caricattì è rappresentato in Consiglio Comunale da ben 5 consiglieri comunali, tra cui il Presidente del Consiglio, e penso e spero che prossimamente avremo modo di reincontrarci per ulteriori e nuovi momenti. Qual è la vostra posizione nei confronti dell'attuale sindaco? Ma noi siamo alleati dell'amministrazione Corbo, abbiamo un assessore in giunta, un percorso che abbiamo iniziato già all'indomani delle elezioni regionali, e grazie anche alla presenza costante sul territorio dell'amico Carmelo Pace, che a Caricattì è di casa praticamente come se fosse quasi un deputato della nostra comunità,
giunta, e questo ha consentito la possibilità di poter aprire un confronto programmatico con l'amministrazione che si è concretizzato nei mesi scorsi con il nostro ingresso ufficiale in giunta, e siamo alleati leali e speriamo di poter continuare a portare avanti il programma che ci siamo prefissati.